Allo amigos, buonasera ragazzi e salve guaglio. Allora, veniamo a noi. Roma 2, Napoli 1. Tranquillo? No, sto tranquillo. Stasera non mi voglio incazzare perché sinceramente è stata una partita lottata sui due fronti, da una parte e dall'altra. La Roma ha dominato i primi minuti, i primi 20-25 minuti, poi è uscito fuori il Napoli, abbiamo avuto le nostre occasioni, due pali presi, già lo dissi negli scorsi video, due pala fissa la mi piace. La Roma anche ha preso una traversa. Qui il VAR che ha funzionato, complimenti al VAR, tecnologia doc, veramente guarda una cosa tranquilla. Ho deciso di fare questo video dopo quasi sono 10-11 ore quasi dalla partita. Ho appena finito di bere un Cuba Libre per rilassarmi. C'è sto video proprio calmo, proprio. Però mi domando come cazzo sia possibile, che il VAR a volte funzioni e a volte non funzioni, a volte ti chiamano, a volte non ti chiamano. Secondo me ci sta un problema di cavi, di fili, di antenne, non segnala, non si sente buono, non lo so. Come cazzo sia possibile che a volte il VAR funzioni, e a volte non funzioni? A volte si intromette, a volte non si intromette. Oh, il VAR oggi è stato impeccabile. Ogni cosa, è rigore, è ammonizione, è fallo, è dentro l'area, è fuori l'area, è espulsione. È stato impeccabile oggi, è una cosa incredibile. Come non mai. Ma poi mi domando come cazzo sia possibile che sul fallo di Lorente o altre partite il VAR è muto, non funzioni. Allora sai che dico? Mi fate schifo, lo continuerò a dire. Mi fate schifo. La classe arbitrale italiana è vergognosamente incompetente, corrotta, dei fottuti bastardi. Sono dei farabutti, siete dei farabutti. Fate schifo. Oh, mamma mia, mi facete venire proprio. Mi solo si immagina a un'immagine di un essere con quella maglietta, con quella divisa, mi viene proprio. È una vergogna, è uno schifo. Oh, mi fanno incazzare, e pozza aprire. Vedendo questo discorso, due rigori per la Roma c'erano. Tranquillo. Ma io lo sto dicendo, il VAR ha funzionato ottimamente, proprio impeccabile. Però mi chiedo io, no? Chiudendo questo discorso qua, come cazzo sia possibile che tu, carissimo Caio, guadagni fior di milioni, ti metti a stuppare un pallone con un braccio davanti a tante telecamere, tanti occhi, ma no, non lo so. Cioè, tu direi, vabbè, è stato l'istinto. No, ma l'istinto può succedere a me, se mo scengo io come sto, ma che fa una partita di pallone con amici, cosa. Ma tu sei un professionista, tu regali un rigore così, ma come si fa? Cioè, ma come si fa? Ma come si può pensare di fare una cosa simile? Poi c'è la misa la mano, sarà meretta, è un altro discorso. E non solo in quella situazione, Miretti ci ha salvato pure in altre situazioni, salvato potevi finire pure 4-1. Lascia stare che abbiamo avuto le nostre occasioni. Poi un altro discorso. C'è chi parla della fortuna, c'è chi parla della sfortuna. Ma lo dico io, no?
Per me la fortuna e la sfortuna sono cose totalmente diverse da quelle che stanno accadendo al Napoli. Perché? Se tu prendi 10 palo a partita, se tu che ti non per Stuart, se tu cambi la po', ma che c'è azzecca la sfortuna, cosa c'entra la sfortuna? Sull'autorete di Koulibaly nella seconda partita di campionato, allora voglio pure capire, fu sfortuna perché tu cioè, nei minuti di recupero, una partita che stai perdendo 3-0, ne fa 3-3, insomma in uno stadio comunque difficile, degli avversari difficile e tutto, su una punizione che forse neanche c'era, tu ci metti la zampata, e la butti proprio in due, là è sfortuna, perché è sfortuna. Sfortuna che se io tiro e piglio un palumba che sta passando, fa una sponda e va a finire in coppo palo e tozzo, va in una segellini, tozzo, va in dare orecchie miric e poi va fuori. È sfortuna. Ma se tu tiri col piede o fai un colpo di te e ti va semplicemente sul palo, sulla travetta, sei tu che non sei buono, sei tu che stai sbagliando la mira, mio caro Milik. Poi parlano di Milik, poi parlano pure di Insigne, poi parlano di Mertens e poi parlano pure di Zerici, che sono quelli che ci pigliano pala. Siete voi, miei carissimi, che tenete oggi perito tenete per sorte. E io l'ho detto già nei video scorsi dell'anno scorso, carissimo De Laurentiis, portalo a fare una visita ortopedica e una visita oculistica perché sa qualcosa che non funziona, perché non è possibile. 2-3 pala a partita, non è possibile. Va bene, chiudendo il discorso arbitri, farabutti, figli di... Chiudendo il discorso pali, è stata una partita giocata a viso aperto dalle due squadre. Roma che passa in vantaggio con Zaniolo, un grandissimo gol, non c'è nulla da dire. Poi c'è sta il rigore, appunto, dove Meret lo para, ok? E poi ci sta il raddoppio della Roma con Veretù, e la partita finisce 2-1. Però sui gol subiti, ragazzi, lascia stare, abbiamo detto il rigore Caion è stato parato, ma sui altri gol subiti io vedo un Koulibaly e un Manolas, ne vedo Bonic, non lo so, cioè non lo so, a questo punto Maximovic dà più certezze, ragazzi, non lo so, perché com'è possibile, irriconoscibili, tutte e due irriconoscibili, un Caion oggi irriconoscibile, e poi si sta Ancelotti che fa non lo so, ci pensate di cambiare, non lo so, carissimo Ancelotti, non lo so, poi hai fatto uscire Insigne, mi sa Lozano, che aveva fatto solo quel scatto con l'assist per Milik per il gol, però alla fine Lozano allora è quello che voglio dire io, ragazzi, quest'anno è andata così, basta, cerchiamo di prenderci sta Champions League, questa qualificazione di Champions, cerchiamo di andare almeno al secondo posto, al terzo, perché quest'anno oltre si è visto dal gol di Koulibaly, dalla Torino, non è cosa proprio, non chiamalo sfortuna, chiamalo imprecisione, chiamalo errore arbitrale, corruzione arbitrale, quello che vuoi. Quest'anno non è cosa, non ci divertiamo come negli ultimi anni, ragazzi, basta. Io dal canto mio tiferò sempre Napoli, ok? Perché non sono come quei farabutti tifosetti venduti, ok? A me non me ne frega proprio, ragazzi, sempre forza Napoli, al di là del risultato. Poi io penso che ci riprenderemo, perché la squadra c'è, bisogna capire Ancelotti con intenzione che c'è un carissimo Ancelotti, tu devi fare uguale, non dico sempre stesso, ma devi capire almeno i titolari chi sono, cioè c'è sempre stare da una squadra, tu vai in un calcetto e ci sta sempre una squadra titolare e i panchinari. Carissimo Ancelotti, tu i panchinari che ti ne saranno pure forti, ma tu devi decidere chi sono i titolari, devi dare fiducia a questi, che una volta chi là non serve a niente, non si capisce niente,
non lo so, non capisci gli schemi, non lo so. E poi Koulibaly con Manolas insieme non è cosa, non è cosa. O fai giocare a uno o all'altro. E a Maximovic, e a Lupero. Non farli giocare insieme perché non è cosa, carissimo Ancelotti. Vabbè, lasciamo perdere. Ragazzi, sempre Forza Napoli, fate i bravi, iscrivetevi al canale, lasciate un like o un dislike, tanto comunque. Io mi siedo perché non ce la faccio più, mi sento male. Non ce la faccio più. Mi stanno facendo proprio carico per la salute. Ma sempre Forza Napoli, sempre. Fine e l'ultimo, sempre Forza Napoli. Bacio a tutti, Forza Napoli. Ce la faccio.